Buongiorno, bentrovati col notiziario di prealpina.it. Ieri è stato il giorno della rabbia per la tragedia avvenuta domenica alla funivia del Mottarone da un familiare di Silvia Malnati, la 26enne di San Fermo, morta nel disastro col fidanzato Alessandro Merlo di 29 anni. Il duro sfogo non è stato un errore, è stato fatto deliberatamente, sfogo accompagnato dalla richiesta di giustizia. I colpevoli devono pagare. Oggi è il giorno dell'addio e del dolore. I funerali dei due giovani verranno celebrati questo pomeriggio alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria a San Fermo. Il sindaco di Varese, Davide Galimberti, ha proclamato il lutto cittadino, bandiere a mezz'asta oggi a Palazzo Estense. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. E ora parliamo dell'inchiesta relativa alla tragedia. Inizieranno sabato mattina gli interrogatori dei tre fermati per il disastro di Stresa. Si tratta di Luigi Nerini, titolare delle Ferrovie del Mottarone, Enrico Perocchio, direttore dell'esercizio della linea, e Gabriele Tadini, capo del servizio. Gli interrogatori avverranno davanti al GIP Donatella Banci Buonamici, che dovrà decidere sulla convalida del fermo. Le indagini procedono su due binari, come ha spiegato oggi il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Verbania, Luca Germinale. Uno è quello dei freni, l'altro filone di indagine riguarda la rottura del cavo. Si potrebbe quindi allargare il numero degli indagati. Gli inquirenti hanno precisato che si tratta di accertamenti comunque complessi. Il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini ha parlato questa mattina alla Camera del disastro di Stresa. Il tragico incidente è una grave ferita per il Paese, ha detto il ministro, garantendo la massima collaborazione del governo alla magistratura che sta svolgendo le indagini. Stiamo fornendo e forniremo tutte le informazioni necessarie, ha detto il ministro. E adesso spostiamoci a Legnano per parlare del Palio e degli ultimi sviluppi sul Palio che si correrà il 19 settembre. Il servizio è di Luigi Crespi, le immagini di Walter Todaro. Ora che la decisione è stata presa, le contrade devono rimboccarsi le maniche. Alla gara del prossimo 19 settembre ci sono ancora quasi 5 mesi, ma l'estate di mezzo costringe le reggenze a muoversi fin da subito. Sabato le contrade torneranno in piazza per celebrare la battaglia di Legnano. La manifestazione sarà articolata in due distinti momenti. Poi però tutti i pensieri saranno per la gara di settembre. Le monte sono già definite. A questo punto è già quasi possibile fare una prima ipotesi di chi sono le contrade favorite e sfavorite per la gara. San Domenico, Legnarello e San Bernardino sicuramente sono le contrade che si giocano le maggiori possibilità di vittoria in questo Palio d'autunno. San Magno, La Flora e Sant'Erasmo invece restano in una situazione di attesa, determinata non da ultimo dalla tragica scomparsa di Andrea Mari lo scorso 17 maggio. San Martino e Sant'Ambrogio invece sembrano già quasi tagliate fuori dai giochi. Per le due contrade quest'anno la testa è tutta sui manieri, non sulla gara. E chiudiamo con Varese. La gatta abbandonata alla stazione delle Ferrovie Nord e salvata da un operatore ecologico ora sta bene. Lo hanno confermato dalla clinica veterinaria dove la gatta è in cura, e c'è una lieta novella. La gatta, ribattezzata Aspem, è in gravidanza. L'ecografia ha rivelato infatti che aspetta 4 gattini. Un miracolo nel miracolo, hanno detto dalla clinica veterinaria. E con questo è tutto, appuntamento al notiziario delle ore 19, una buona giornata.